Armed forces, law enforcement and firefighter associations in Friuli Venezia Giulia can now apply for regional grants up to €65,000 as the region opens its 2026 funding call for historical memory and monument restoration. Sì, nata come un intervento spot su iniziativa del Consiglio regionale, in particolare del gruppo Lega, ormai è diventata un'iniziativa tradizionale che vogliamo portare avanti con forza e convinzione. Questa linea di finanziamenti ci permette di dare una mano a tutte quelle iniziative che magari venivano finanziate puntualmente ma con discontinuità, renderle strutturali e permettere da una parte alle associazioni combattentistiche, alle associazioni delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e delle polizie locali di programmare l'attività anche su un periodo più lungo, dall'altra parte di andare a coprire tutta una serie di esigenze che anche le amministrazioni pubbliche hanno. Penso a tutto il tema del restauro, del recupero di cippi e monumenti di cui altrimenti nessuno si farebbe carico se non loro. Loro lo fanno da volontari, ma ovviamente serve anche il pubblico che possa dare un contributo e in questo caso la Regione Friuli Venezia Giulia c'è.